Cari amici di Flora Spontanea Siciliana, benvenuti a quest'altra iniziativa legata alla conoscenza della nostra flora. Ci troviamo all'interno del Parco Archeologico di Selinunte, siamo nelle zone dunali del parco, in prossimità abbiamo la foce del fiume Modione, siamo all'interno del territorio di Castelvetrano e quello che voi state osservando è uno degli ambienti più integri e più rari, direi allo stesso tempo, in Sicilia, perché stiamo parlando di sistemi dunali. I sistemi dunali in Sicilia sono abbastanza rarefatti e se ne contano veramente pochissimi in Sicilia, in quanto hanno subito nel corso degli anni un grande disturbo e diciamo una rarefazione causata sempre dal punto di vista antropico. A colpo d'occhio, se voi potete osservare lungo il sistema dunale, è possibile vedere delle colorazioni, dei ciuffetti di colore cenerino che danno un grande colpo d'occhio in questo territorio. Ed è proprio questa la specie di cui io oggi vi vorrei parlare. Quella che state osservando e che domina realmente il sistema dunale di questo territorio è proprio l'Achillea maritima chiamata Santolina delle Spiagge. Quella che state osservando è proprio l'Achillea maritima in fiore. Vedete, la pianta si riconosce facilmente, oltre che per queste colorazioni bianco-cenerine ben distribuite in tutte le sue parti, quindi sia sul fusto, sulle foglie. Questa colorazione tra l'altro si manifesta perché la pianta presenta dei tipici peli, una villosità, una tomentosità proprio di colore bianco-cenerino. Questa tomentosità ne permette alla pianta di poter sopravvivere alle condizioni avverse che si manifestano nel territorio. Ricordiamoci che questi sono degli ambienti ostili, degli ambienti in cui la vita è seriamente messa in difficoltà dalle scarse precipitazioni, dalle temperature elevate e anche dall'aerosol marino, quindi dall'elevata salinità che si manifesta all'interno di questo territorio, per cui una pianta o si riesce ad adattare in questo territorio o altrimenti si estingue. Queste caratteristiche, quindi velocità, riduzione della superficie fogliare, strato di cere, di oli, quindi sono degli adattamenti che le piante dei sistemi dunali hanno comunque escogitato per poter sopravvivere. Allora, Achillea maritima appartiene alla famiglia delle Asteracee, una famiglia di piante abbastanza importante e abbastanza numerosa. Abbiamo un numero elevato di generi, un numero elevato di specie, ben distribuite anche a livello globale. Questa si caratterizza perché i capolini apicali presentano dei tipici fiori gialli e i fiori sono tutti tubulosi. Ora io che cosa ho fatto? Ho preso un capolino, ho eliminato, ho separato questi piccoli fiorellini, ecco, e li ho posizionati tutti sul mio palmo della mano. Ogni capolino, come voi potete notare, presenta tanti piccoli fiori tubulosi disposti all'apice. Quindi è sbagliato considerare un singolo capolino un fiore, ma è un insieme di tanti fiori tubulosi localizzati all'apice. Questo purtroppo è uno degli errori che spesso vengono fatti con le Asteracee. Ora, è una pianta importante, è una pianta da salvaguardare, perché è importante salvaguardare il suo ambiente, il sistema dunale, considerato, come dicevo prima, che sono ambienti a forte rischio, perché l'uomo in questo territorio ha sempre cercato di asportare sabbia per il proprio fine e ha naturalmente ridotto di gran lunga le nicchie e quindi l'habitat e l'ecologia, insomma, di queste specie. Quindi ricordiamoci, la Santolina delle Spiagge va salvaguardata, non va mai raccolta e quindi va protetta. Per tutto il resto vi saluto, ci vediamo con una prossima pianta che scopriremo insieme, diciamo, durante le nostre passeggiate in Sicilia. Buona continuazione e iscrivetevi numerosi al nostro canale perché siamo ancora pochi. Io vorrei che magari arrivassimo, non dico a 1000, ma magari a 3000. Ciao!